Celebrata stamani la festa dei marinai d'Italia a Porto Empedocle, alla presenza del comandante della Capitaneria Serafino, anche il prefetto di Agrigento Cocciufa, il sindaco della città Martello, una nutrita rappresentanza dell'Associazione Marinai d'Italia di Porto Empedocle e rappresentanti delle altre forze militari, carabinieri, questura, guardia di finanza. Dopo l'alzabandiera, l'inno di Mameli e la deposizione della corona di alloro a monumento ai caduti, il comandante Serafino ha tracciato una relazione, in particolare sul significato che essa assume in un momento così delicato di post-pandemia e con una guerra in corso in Europa. Serafino ha ricordato come il 10 giugno del 1918 due audaci comandanti di massa della nostra Marina, Luigi Rizzo e Giuseppe Aonzo, non ebbero esitazione a lanciarsi all'attacco di una poderosa flotta nemica e la loro audacia fu premiata con l'affondamento di una corazzata e la ritirata del resto della formazione avversaria. La data assunta, quella di oggi, quale emblema e festa della nostra Marina, riporta alla mente la vera motivazione della nostra unione e la ragione di essere dell'Associazione dei Marinai d'Italia. Un momento di ricordo essenziale, sobrio ma assolutamente essenziale per rendere onore a chi ci ha consentito oggi di trovarci in queste condizioni di libertà, di godere dei diritti di cui godiamo giornalmente e poi per dare anche la giusta enfasi a un'impresa italiana che è stata fatta durante la Prima Guerra Mondiale. Un'impresa tipica del nostro estero italiano, perché con mezzi di piccole dimensioni si è riuscita a dare un colpo assolutamente decisivo alla flotta austriaca che poi ci ha portato alla vittoria durante la Prima Guerra Mondiale. Il ruolo della Marina è fondamentale anche per la sicurezza delle coste, ma anche per il fenomeno immigrazione che purtroppo nella nostra provincia assume dati notevolmente alti. Sì, la Marina è ovviamente la forza armata presente in mare per tutte quelle che sono le problematiche, chiamiamole tra virgolette così, che ci provengono dal mare, che debbono essere prese gestite attraverso le forze armate. La Marina è assolutamente la forza armata è idonea a fronteggiare questo tipo di problemi. Anche per la sicurezza, considerando anche l'estate che viene, considerando anche che magari molta gente va a mare e addirittura non sa neanche nuotare. Sì, noi partiremo, questo è un compito poi specifico nell'ambito della Marina, della Guardia Costiera, anche quest'anno partirà l'operazione Mare Sicuro il 20 giugno e si protrarrà fino alla fine di settembre. Per Porto Empedocle avremo delle squadre impegnate sia a terra che a mare tutti i giorni durante la stagione estiva a tutela dei bagnanti e a tutela della pubblica incolumità di chi va per mare. Certo, presenti anche questi che possono sembrare eventi di routine, in realtà non lo sono, perché la Marina Militare e ovviamente anche il Corpo delle Capitanerie di Porto che è qui presente, che svolge un'attività per noi importantissima, fa parte di quella grande squadra dello Stato che è impegnato su tutti i fronti, in particolare sul fronte sicurezza. Per quanto riguarda le Capitanerie di Porto, io non posso che fare un plauso alla straordinaria attività che svolge qui a Porto Empedocle e a Lampedusa nel salvataggio dei migranti e nelle attività poi di accoglienza. La festa dei marinai ancora una volta viene celebrata in pompa magna perché è un corpo che merita di essere riconosciuto e festeggiato. Per noi è molto importante, essendo una città di mare, e quindi riteniamo che il giorno che è dedicato a loro deve essere ricordato con grande enfasi. Quindi per questo siamo qua, per festeggiare i Marinai d'Italia. È un avvenimento che si verifica ogni anno, che noi siamo a disposizione per fare affinché questa festa si verifichi nel migliore dei modi.